Eccomi nella piana di Illeggio, questa davanti alla polveriera, il paese è poco qua sopra. Oggi tenterò il Monte Mariana, da Illeggio appunto, e vediamo perché non sto tanto bene, purtroppo un fortissimo raffreddore che mi ha colpito stanotte. C'è stato subito da segnalare un incidente con un locale che ahimè mi ha parlato in una lingua a me sconosciuta e boh, credo volesse darmi un passaggio, ma va ben così, ho rifiutato. Dopo essermi fatto odiare subito, credo per il pesante accento triestino, ecco che si parte da qua e proviamo questa salita. Vediamo, non mi sento benissimo proprio. Si notano tracce di moto, ma tanto a me poco importa, il sentiero sale. Ulo, scale e tratto attrezzato. Scivoloso al massimo. Qui, quasi fuori, cosa vuoi dire? Bello, bello. E già entriamo in un panorama degno e stupendo, da giù al mezzo. Cammina, cammina, fatto il sentiero Cornons, sì, 1 ora e 10 quei ultimi. Eccomi arrivato a una bella fonte dove ci si può riempire la borraccia di acqua. Sono un po' di boscaioli all'opera, ecco, un'area di sosta che può andare bene per un po'. Purtroppo le mie condizioni non sono perfette e ne risento un po', da ancora 2 ore e 30 in questa direzione, dove adesso stanno tagliando gli alberi. Ecco l'interno del rifugio, accoglientissimo. Da rifugio, dopo una lunga camminata su sterrato, cui usufruiscono anche le auto fuori strada, ecco che c'è il bivio per la Mariana. La salita al bosco in direzione della Mariana è veramente per top player. La salita non molla mai, è da 40 minuti che è così. Le tracce sono evidenti, ma bisogna un attimo stare attenti, specie se fa buio. La salita galattica procede, si è incontrato un piccolo nevaio, poi ce n'è quest'altro grande a fianco del sentiero. È veramente una salita iperbolica, una delle più faticose che abbia mai fatto. Ormai la vetta è abbastanza vicina, partono inopinate vie ferrate intanto. Vabbè, speriamo di arrivare presto. Non dovrebbe mancare molto, però è faticosissima, durissima. Non finisce veramente più. Ecco il lato della pianura friulano, il lago di Cavazzo, laggiù in fondo, piana di Amaro, bellissimo, un panorama strepitoso. Non è una grandissima giornata, manca ancora un po', la vetta è devastante oggi, devastante. Eccolo, manca pochissimo. Porca boia, che fatica, credetemi. Veramente un sentiero per top level, faticosissimo, veramente faticosissimo. Questi sono gli ultimi metri di cresta, una cresta bellissima tra l'altro. Eccoci, ci siamo quasi. Eccoli, sono gli ultimi metri di questa difficilissima
Ecco, 5 ore e un quarto, con calma, tranquillità, alla fine ce l'ho fatta. Durissima, durissima, una delle più dure, la ricorderò per tanto. Una grande salita. Una grandissima salita. Fatta. Le nuvole si stanno diluendo. In fondo il tempo non granché. Ecco laggiù il Tarsadia, salito poco tempo fa. Beh dai, una bellissima giornata su. Ho cambiato il sentiero per scendere, adesso vado in Leggio, mentre ecco lassù la Mariana, la terza vetta partendo da destra. È lontana, ed ero lassù poco più di 2 ore fa. Si vede anche la Madonna. Io giuro che non so come ho fatto una roba del genere. Dopo oltre 9 ore di camminata, ancora raffreddato, vedo le prime case di Leggio. Sono quasi arrivato. È stata un'avventura bella, bellissima, ma super faticosa. Sono veramente distrutto. Grandissima giornata, comunque si è messo anche il tempo veramente al bello. Bene, signori, grazie mille per avermi seguito ancora una volta, chi ha avuto la pazienza, e ai prossimi video. E la Mariana mi saluta con la luna, guarda che roba, magnifico.